Oggi siamo con Giuliano Vantaggi, direttore del settore promozione turistica della Regione del Veneto, a Casa Veneto. Siamo ospiti in questi giorni di questa realtà e un po' l'abbiamo raccontata noi, ma sentiamo da chi organizza e chi gestisce. Cosa stiamo trovando in questi giorni? A Casa Veneto è un prisma, diciamo, di contenuti della Regione Veneto che permette di raccontare tutta la grande bellezza che c'è in Veneto ai giornalisti che ci vengono a trovare e alle persone che vengono al primo piano, perché al piano terra c'è la possibilità di entrare per tutti e al primo piano invece c'è un media center con tantissimi giornalisti internazionali che vengono a raccontare la grande bellezza del Veneto e attraverso le loro testate la raccontano nel mondo. Perché le Olimpiadi sono sì l'evento sportivo per eccellenza, ma sono anche un'occasione di visibilità, chiaramente per Cortina, chiaramente per la provincia di Belluno, ma anche per l'intera Regione Veneto. Sì, è importantissimo sfruttare questa occasione di visibilità perché arrivano veramente tutte le testate mondiali all'interno di una cittadina piccola come Cortina ed è bello dargli un'accoglienza come si deve e soprattutto fare in modo che parlino bene delle nostre terre e che poi lo trasmettano a tutti i turisti internazionali che vorranno venire a trovarci. E qui si è parlato e si parlerà e si parla di agricoltura, si parla di ambiente, quindi ci sono tanti temi su cui si può sviluppare, ma soprattutto su cui si può fare promozione turistica. Sì, i temi sono molti, si va dall'agricoltura al turismo, al sociale durante le Paralimpiadi, allo sport, alla cultura. Noi veramente raccontiamo il Veneto sotto tutti i punti di vista. Questa è una cosa molto importante perché questi giornalisti hanno il compito di raccontare attraverso le loro testate sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista gastronomico, dal punto di vista sociale e quindi è importante per noi non far parte solo della parte sportiva ma di tutto il mondo turistico della Regione Veneto. L'ha accennato prima perché siamo in clima olimpico nei giorni delle Olimpiadi, ma ci saranno poi le Paralimpiadi e Casa Veneto continuerà la sua attività. Sì, continuerà anche durante le Paralimpiadi, i temi saranno di più sul sociale, sullo sport, sull'inclusione, sul turismo accessibile. Avremo veramente tantissimi appuntamenti, c'è un palinsesto veramente fitto di tutte le DMO del Veneto, le associazioni di categoria, le ULS, la Regione Veneto che presenta dei prodotti speciali e quindi veramente in questi meccanismi presenteremo il Veneto sotto tutti i punti di vista. Grazie ancora a Giuliano Vantaggi anche per l'ospitalità. Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.